Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un cordiale saluto, gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Sono le 15 esatte per chi ci sta ascoltando in diretta. Aggiornamenti, come detto, dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo con la cronaca, purtroppo ne abbiamo dato notizia questa mattina alle 11 col flash, perché è stato trovato nelle campagne di Coderno, in comune di Sedegliano, il corpo senza vita di Franco Molaro, il 47enne scomparso da sabato 23 ottobre. È stato individuato nelle prime ore di oggi. Molaro si era allontanato da casa in macchina nel corso della serata del 23 scorso. A dare l'allarme erano stati i fratelli, visto che non era rientrato a casa e che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Il telefono cellulare era spento. L'auto era stata ritrovata vicino al ponte del canale Ledra. I sommozzatori, i vigili del fuoco hanno lavorato senza trovarne nel corpo. Questa mattina purtroppo la macabra scoperta. La salma è stata recuperata e a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo adesso argomento, parliamo di cronaca ulteriore, perché i carabinieri della compagnia di Udine hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne con precedenti di polizia alle spalle, ritenuto responsabile di aver rapinato la nonna materna all'interno dell'abitazione. Il giovane, poco prima dell'arrivo dei militari, aveva aggredito la 69enne e dopo averla immobilizzata e morsa ad una mano le aveva sottratto 70 euro custoditi nel portafoglio che l'anziana aveva tentato invano di trattenere, non riuscendovi a causa delle violenze del nipote. Il ragazzo, come detto, è stato fermato e arrestato dai militari dell'Arma. Parliamo del Covid. In Friuli Venezia Giulia su 4.404 tamponi molecolari sono stati rilevati 125 nuovi contagi. Sono 22.770 i test rapidi antigenici realizzati, 28 casi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone. Si tratta di un uomo di 79 anni di Sgonico, un 63enne di Gorizia, però ricoverato al presidio ospedaliero universitario di Trieste, una donna di 90 anni di Monfalcone presso il proprio domicilio e una 93enne di Ronchi dei Legionari, sempre proprio alla propria abitazione. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 18, i pazienti nati ai reparti 87. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un infermiere, un collaboratore amministrativo, un assistente amministrativo dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, nonché di un assistente sanitario, un tecnico di laboratorio, un tecnico di radiologia, 5 infermieri e un operatore tecnico dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Infine sono stati rilevati i casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione, mentre risulta essere positivo un operatore all'interno delle strutture stesse. Cambiamo argomento, ci trasferiamo adesso a Tarvisio. È stato catturato nella mattinata di oggi il cervo che qualche giorno fa aveva aggredito e ferito gravemente una coppia di coniugi tarvisiani che erano usciti per una gita poco dopo l'ora di pranzo. L'animale sarà allontanato dalla zona a ridosso delle abitazioni di Via Romana e sarà trasferito in uno spazio recintato a sua disposizione. Andiamo adesso a chiudere su Monfalcone. Da domani fino al febbraio 2022 iniziano i lavori per il primo lotto che, partendo da Viale Kosulic, arriva fino all'inizio del primo giardino benessere intitolato a Doriana Fallaci, per un totale di 490 metri di tragitto. Saranno interessati in particolare i tratti di Via Aquileia, le intersezioni con Via Manlio, Via Montegrappa e Via Kosulic, Via Trento, l'intersezione in Via Bologna e nel tratto compreso tra Via Bologna e Via Bonavia le intersezioni di Via Kosulic. Si tratta della pista ciclabile di questo primo tratto di 270.000 euro complessivi, dei quali 148.500 provenienti da contributi regionali. Un ulteriore intervento di rinnovo della città avverrà nella primavera poi del prossimo anno in via 24 maggio e via San Nicolò.
Nelle vie interessate fino alla conclusione dei lavori, per consentire lo svolgimento, il Comune di Monfalcone ha disposto delle modifiche alla viabilità attraverso opportuna segnaletica. Dunque, come potete vedere dalla telefoto, la ex tratta ferroviaria che da Ronchi Sud portava alla Fincantieri nel quartiere di Panzano verrà riqualificata per intero come pista ciclo-pedonale. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del primo pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.